Un capitano, c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano. E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Walt ragazzi, 92esimo, siamo 3-1, come finirà non mi interessa a questo punto, cambia veramente poco, 3-1, 3-2 speriamo di no, dai non subiamolo ragazzi. Bella a tutti, prima di iniziare il video vi ricordo il link in descrizione del grafico che mi sta aiutando a fare le copertine, il canale avete visto ho cambiato un po' di design e non so che cosa stia succedendo, punizione per il Bologna? Credo proprio di sì. Detto questo ragazzi, parliamo un pochino della partita, sì, punizione per il Bologna, parliamo un po' della partita strana, Walt, non ti accontenti mai, Walt qua, Walt là, oggi sono felice come una Pasqua, partita non importante di più, partita non difficile di più e il Napoli che la vince, il Napoli che la vince con il cuore, con un po' di fortuna, finalmente non abbiamo giocato bene ragazzi, perché non abbiamo giocato bene, lo stavamo prendendo pure qua, vergogna, non abbiamo giocato bene, parliamoci chiaro, per quello che abbiamo visto in campo secondo me il pareggio ci poteva quasi stare, però abbiamo il capitano, però abbiamo Lorenzo Insigne, continuate a criticarlo, continuate a criticarlo e poi anche nella copertina c'è lui, Victor Osimhen, cazzo, che gol che ha fatto di prepotenza, tutto lo strapotere fisico l'ha fatto vedere tutto, bravo Victor, poi si è mangiato anche un gol, però bravo, sono contento che tu ti sia sbloccato, spero per l'infortunio di Gulam che non ci siano problemi. Napoli, ripeto, non bellissimo, Ospina oggi con i piedi un disastro, gol preso vergognoso, lì per me la colpa è di Ospina perché Demme si ritrova il pallone sotto e lì ci può fare veramente poco. Stavamo subendo ancora una volta il secondo ragazzi, Bologna che ha attaccato fino alla fine, Napoli che ha un campione, Lorenzo Insigne, Zielinski, lasciamo perdere quello che è diventato Zielinski, un qualcosa di clamoroso, dai Victor, ma che cazzo, tutti giù per terra, continua ad attaccare il Napoli intanto, ragazzi, partita perfetta. Io non voglio giocare bene, è il discorso che vi ho sempre fatto, io non voglio giocare bene, io voglio vincere, se mi giocate male tutte le partite, però alla fine vincete, non mi frega niente, il problema è che se poi il gioco non ce l'hai, una volta ti può andare bene, due volte ti può andare bene, alla terza lo pido e non batte il sole, ma il Napoli oggi è stata squadra, il Napoli oggi ha fatto da squadra, finalmente, partita, ripeto, che non sarà ricordata per la più bella, non sarà ricordata come la miglior partita del Napoli, ma sicuramente come una delle più importanti. Questa partita la dovevi vincere, ci siamo fatti imbucare da un sacco di lati, ma siamo riusciti a finire in questo momento, siamo riusciti a mantenere i nervi saldi, abbiamo sofferto tutti insieme, l'abbraccio dopo il gol di Osimhen dice tutto, io sono contento così, voglio il cuore, voglio che i calciatori escano con la maglia sudata, fino all'ultima goccia di sudore la devono buttare in campo, poi come va, oggi non abbiamo giocato bene, ma abbiamo un fenomeno che si chiama Lorenzo Insigne, abbiamo Osimhen che entra e fa un grandissimo gol. Che volete che vi dica? Forza Napoli, bella ragazzi.